Mi chiamo Bernice, ho 26 anni, provengo dalla Nigeria, sono in Italia da 4 anni, sono entrato in seminario da quando avevo 13 anni. La mia famiglia è stata di grande aiuto a me, sia per quanto riguarda la vita spirituale che anche economicamente. Ho fatto la scelta perché anche da bambino, sai, no? I giovani sognano. Io sono un ragazzo, un giovane che sogna, che continua anche a sognare. Sono entrato così piccolo perché la mia mamma mi portava in chiesa, anzi ci portava sia me che i miei fratelli. Ho fatto diverse esperienze anche negli oratori, anche nelle scuole, no? Quindi continuo a sentirmi chiamato a fare questa scelta. Il santuario si chiama Monte Santo di Lussari a Tarvisio. Il santuario del Monte Lussari è una meta di culto per 3 popoli differenti, italiano, sloveno e austriaco. La sua fondazione avvenne nel 1300, quando un umile pastore di Camporosso ritrovò il suo gregge in cima al Monte Lussari, attorno ad un cespuglio, dove scorse la statua della Madonna con il bambino. Il pastore la portò in canonica, ma non vi era nulla da fare. Nei giorni successivi la statua tornava puntualmente sulla vetta del monte, attorniata dal suo gregge di pecore. Il parroco di Camporosso si consultò con il vescovo, che comandò che in cima al monte venisse costruita una cappella votiva dedicata alla Vergine. Di questa non rimane più alcuna traccia, perché nel 1500 venne sostituita da quella che possiamo vedere ancora oggi. Nel 1786 l'imperatore d'Austria Giuseppe II la fece chiudere e rimosse gli oggetti sacri, tra cui la Madonna stessa. Negli anni successivi il santuario venne ampliato dopo essere stato devastato da un fulmine. Durante le 2 guerre mondiali, combattute proprio tra questi monti, nel 1915 la cappella venne in parte distrutta da una bomba, ma la statua venne messa in salvo nella chiesa di Camporosso, dove si trattenne fino all'11 agosto del 1945. Con gli anni 60, nel suo 6° centenario, il sacrario subì diversi lavori di ammodernamento e ora è riconosciuto come centro religioso, ma anche storico, artistico e paesaggistico. Dal punto di vista estetico è molto bella. Io andavo lì non solo per fare le vacanze, ma anche per fare il servizio. Andando lì sempre ho avuto anche la fortuna, l'opportunità di chiedermi, mettendomi in ginocchio, chiedere alla Madonna di aiutarmi a capire la mia strada. Lì anche no, si vede anche questo popolo lo slavo, no, tedesco, latino, tutti no, che si incontrano per pregare e ringraziare il Signore. Il Cammino Celeste, o iter aquileiense, itinerario ripristinato nel 2006, unisce alcuni luoghi di antica devozione mariana, tra Italia, Austria e Slovenia. Il tratto italiano del cammino parte da Aquileia, o per alcuni anche dall'isola di Barbana, dove c'è un santuario mariano. Passa poi per Camporosso, dove confluiscono anche i percorsi austriaco e sloveno, e termina infine al santuario di Monte Lussari, situato nelle Alpi Giulie, nel comune di Tarvisio a 1789 metri di altezza. Dalla sua sommità si gode un ampio panorama sulla conca del Tarvisiano e sulle alture circostanti, quali le Caravanche a nord, i gruppi del Mangart ad est e del Giof di Montasio a sud, e dalla cima dipartono diversi sentieri, il più noto dei quali è quello che porta alla vicina Cima del Cacciatore, a 2071 metri di altezza. Il tracciato era già noto fin dall'antichità e i pellegrini dell'Europa centrale vi passavano per raggiungere Roma. Nell'anno 800 Carlo Magno, incoronato imperatore, vi sostò in attesa della benedizione del patriarca Paolino di Aquileia. Tuttora il santuario del Monte Lussari è meta di incontro fra pellegrini, accomunati dal desiderio di ricerca spirituale e incontro con la natura. Mi piacerebbe avere una chiesa del genere anche da noi, no? Abbiamo anche delle belle chiese, anche dedicate alla Madonna, ma avere una chiesa appunto lì su alto, sai, stare in alto a pregare, magari anche si potrebbe anche fare una riflessione teologica, dato che salgo
vado in auto, non perché cerco potere, no, ma anche per staccare, no? Mi stacco dal mondo per poter concentrare a pregare.